Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta, buon lunedì a tutti. Focus TG con gli aggiornamenti di cronaca di questa giornata e ce ne sono davvero diversi. Allora, ringrazio in regia Mattia Pizzaia e Francesca Pezzo che cureranno la parte tecnica e naturalmente poi andremo anche nel territorio con i collegamenti dalle varie province. Partiamo con una notizia di una operazione che ha interessato tutta Italia e che è stata commentata anche dal ministro Matteo Piantedosi di contrasto alla criminalità cinese. Ci sono stati in tutta Italia 13 arresti tra le province venete interessate da questa attività. Treviso, state vedendo proprio le immagini dei controlli effettuati dalla questura trevigiana, ma anche Vicenza, Verona e la vicina provincia di Udine, per citarne alcune. Un'attività straordinaria di contrasto alla criminalità, abbiamo detto. Nel corso dei servizi per quanto riguarda la marca trevigiana sono stati complessivamente controllati 7 esercizi commerciali, tutti gestiti da cittadini cinesi. Tra questi 2 centri massaggi di Treviso e Spresiano, già oggetto di precedenti attività di indagine per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. In uno è stata riscontrata la presenza di 2 cittadine cinesi che sono risultate lavorare in nero, nei confronti di una di 48 anni che non era neanche in regola con le norme di soggiorno. È stata disposta l'espulsione. 3 degli esercizi controllati, come conseguenza delle violazioni accertati, sono stati destinatari del provvedimento di sospensione dell'attività, mentre il titolare di uno degli esercizi, un cinese di 56 anni, è stato denunciato per aver occupato le proprie dipendenze la cittadina straniera che, come detto, era irregolare sul territorio ed è stata espulsa. Questo il focus sulla provincia di Treviso, ma poi nel corso dei nostri telegiornali serali anche le notizie che riguardano le altre province che sono state coinvolte da questa operazione, su cui, come detto, è intervenuto anche il ministro Piantedosi parlando di un'attività di contrasto che ha visto insieme polizia, ispettorato del lavoro, vigili del fuoco in una operazione appunto congiunta che ha interessato la penisola. Andiamo ora alla cronaca dalle strade. Partiamo dalla notizia della morte dopo alcuni giorni dall'incidente in cui era rimasto coinvolto del rider pakistano che era stato investito a Vigonza. Non ce l'ha fatta Shahzam Balouk Fattorino, 35enne, di origine pakistana, coinvolto in un incidente a bordo del suo scooter mentre stava lavorando. Lo scontro a Perarolo di Vigonza, in via Venezia, lo scorso 25 luglio, contro un'auto. L'investitore si trova ora iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale colposo. Per giorni si è cercato di dare un nome al rider che in quel momento non aveva documenti con sé. L'uomo ha lottato tra la vita e la morte per 4 giorni ricoverato all'ospedale di Padova. Lascia una moglie nel suo paese d'origine. La società per cui lavorava si farà ora carico delle spese per il rimpatrio della salma e per le esequie in Pakistan. Furto invece in un locale del centro storico di Padova. I ladri sono fuggiti con un bottino di 10.000 euro. Sta indagando la polizia sul furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel cuore di Padova, in via Santa Lucia. Il locale aveva chiuso da poche ore quando i malviventi sono entrati, agendo completamente indisturbati all'interno del ristorante passando per Roma. Qui, dopo aver messo a soqquadro i locali, sono riusciti a fuggire con un bottino di 10.000 euro. Ad accorgersi del furto sono stati i titolari dell'attività che domenica mattina si sono ritrovati davanti l'amara sorpresa e sotto shock hanno avvisato la polizia. Immediate sono partite le indagini. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, adesso al vaglio della scientifica. Ladri che si sono mossi con una certa sicurezza, quelli entrati nel ristorante, da qui l'ipotesi che ad agire sia stata una banda di professionisti. Una base per lo spaccio di droga scoperta e smantellata dalla Guardia di Finanza di Vicenza serviva per fornire di dosi il centro storico e la zona rossa. Sono stati arrestati 2 uomini.
Un punto di smistamento di droga in pieno centro storico individuato dagli uomini delle Fiamme Gialle di Vicenza, un appartamento che serviva per distribuire le dosi di stupefacenti nelle aree circostanti e per la zona rossa di Viale Milano. I finanzieri hanno arrestato un cittadino nigeriano intento a confezionare dosi di eroina, cocaina e crack che stavano per essere immesse sul mercato. È il secondo arresto compiuto a seguito delle perquisizioni di un altro appartamento poco lontano dove gli agenti hanno individuato un quarantenne intento a spacciare sostanza stupefacente. Complessivamente sono stati sequestrati 200 grammi di droga suddivise in 77 dosi. Lo stupefacente era confezionato in ovuli di celofane e palline termosaldate. Oltre al materiale per il confezionamento, i finanzieri hanno sequestrato 900 euro in contanti. L'uomo arrestato è stato accusato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato alla prefettura anche una terza persona come assuntore. E dunque l'avete sentito, si parla di zona rossa e allora a Vicenza dopo un mese di zona rossa è stato tracciato il bilancio dal prefetto che si ritiene soddisfatto. Sono intervenuti anche alcuni rappresentanti del centrodestra, l'ordinanza va estesa anche ai quartieri, ci hanno detto. Sono quasi 2000 le persone controllate dalle forze dell'ordine nel corso del primo mese dell'applicazione della zona rossa a ridosso della stazione. Un'ordinanza voluta dal prefetto che ha ritenuto il provvedimento sicuramente efficace nel corso del primo bilancio tracciato in settimana. 34 gli ordini di allontanamento complessivi adottati, 6 per reati in materia di stupefacenti, 8 per reati contro la persona, 16 per reati contro il patrimonio e 4 per la violazione del DASP urbano. Gli allontanamenti hanno interessato circa per metà cittadini stranieri. La zona rossa applicata anche alle vie circostanti la stazione è uno strumento che finora si è rivelato utile alla città, anche secondo le forze politiche cittadine di centrodestra che lo avevano proposto e caldeggiato. Ringraziamo il prefetto per aver ascoltato le istanze dei residenti e per aver istituito la zona rossa. I primi risultati si vedono, la presenza delle forze dell'ordine è aumentata in modo significativo e diverse persone sono già state allontanate. Tuttavia la percezione di insicurezza persiste, nella zona continuano a stazionare decine di persone in grave stato di disagio, che non possono essere allontanate e che spesso si drogano in strada. Si aggrediscono tra loro, a bottigliate, infastidiscono i passanti per avere del denaro. Il bilancio è in parte positivo perché comunque i dati ci confortano, nel senso che molti sono stati controlli e quindi molto bene. Dall'altra parte sul campo ci sono ancora diversi problemi. Sono diversi problemi legati alla presenza di parecchi tossici ancora che probabilmente in escandescenza o con le loro difficoltà continuano a imperversare in queste strade. Sicuramente la zona rossa è un provvedimento utile perché l'abbiamo visto, però è chiaro che non si può ridurre solo a una zona, magari si può anche valutare di allargarla nelle zone in cui effettivamente i problemi esistono. Lo spaccio si è spostato, abbiamo visto, anche verso la zona di San Lazzaro, hanno capito comunque che la zona qui in questione è monitorata, ovviamente si sono spostati sia i spacciatori e anche alcuni tossicodipendenti che comunque gravitano lo stesso in questo perimetro. Noi ovviamente vorremmo che la zona rossa sia estesa a tutta la città, a tutti i quartieri, questo sappiamo che non è possibile, il 30 settembre sarà la scadenza e valuteremo insieme ai comitati di quartieri, anche al comitato Battaglione Monteberico e Via Napoli, il da farsi, in base anche a quello che la questura e le prefetture, i dati che esporranno. Questa è dunque la presa di posizione. A commentare gli effetti del primo mese di zona rossa a Vicenza e i residenti nei dintorni di Via Napoli. I cittadini apprezzano l'intervento, ma le azioni, dicono, non sono ancora risolutive. Funziona questa zona rossa? No, per me non ha funzionato perché tutti sono spostati a Piazzale Bologna, all'angolo del bar, tutta la notte, alle 3 di notte, alle 2 e il spaccio continua. Direi che è stato un miglioramento sicuramente della zona. Sicuramente qui dove siamo noi che presidiamo, qui funziona. Ma anche perché continuamente quando vediamo qualcuno seduto gli diciamo di andarsene, non è che lasciamo correre, continuiamo e loro lo sanno e se ne vanno subito perché hanno capito che non può funzionare. Attorno purtroppo se altri non fanno come noi di tenere duro,
la cosa lo vediamo, l'altra sera si sono date bottigliate in testa qui sotto. All'angolo qua di questa strada c'è uno dei varchi per entrare nel bar e lì si concentra lo spaccio dopo la chiusura del bar, ecco, che poi parte dalle 20 fino alle 2, alle 3 di notte. Non vengono più qua, vanno 30 metri più in là. E io non lo so come funziona la zona rossa, qui funziona perché noi l'abbiamo liberata, però se io mi guardo intorno non vedo tanta tranquillità. Io se vado a fare la spesa mi guardo indietro per camminare e io ho 80 anni e sono un'invalida. Si può vivere così? Via Verdi, Piazzale Bologna, incrocio qui, cioè tutto fin dietro al monumento, non parliamo dietro all'ex Jolly, quello che non c'è. La zona rossa ha funzionato però per via Battaglione Monteberico e per via Napoli, il resto è peggiorato completamente, il degrado è aumentato. Se al 30 settembre la situazione non è migliorata, noi riprendiamo la ronda, però questa volta ci muoviamo. Questa è la situazione a Vicenza. Ogni città, ogni capoluogo naturalmente ha la sua peculiarità. Il discorso vale ovviamente ancora a maggior ragione per Venezia. A Venezia c'è stato l'ennesimo incidente nautico, le cui conseguenze ci spiega il nostro Filippo Fois, che è in diretta dalla città insieme a Sandro Ponchio. Vediamo alle tue spalle il ponte di Rialto. Buongiorno Filippo. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Esatto, alle mie spalle c'è il ponte di Rialto. Noi ci affacciamo come tanti turisti da un altro ponte un po' più piccolo per farvi vedere Riva del Vin, che è il luogo in cui si è verificato alle 17 di ieri l'incidente che ha coinvolto una gondola e un taxi acqueo, più o meno dove vi sta facendo vedere in questo momento Sandro Ponchio. Il motoscafo ha lasciato strada alla gondola, però come è stato appurato quasi subito c'è stato un problema, quella che si chiama la guaina di inversione, vale a dire quel meccanismo che permette la marcia avanti o la marcia indietro, per cui invece di arrestarsi il motoscafo è andato avanti travolgendo la gondola che si è affondata e sono finiti in acqua il gondoliere, che poi ha riportato anche dei problemi alla schiena ed è stato visitato all'ospedale civile di Venezia, e i 4 passeggeri che erano a bordo. Dunque si è trattato di un guasto tecnico, c'è stata molta paura ma fortunatamente nessuno si è fatto male, a parte i danni ingenti per quello che riguarda la gondola, che sostanzialmente è completamente distrutta. Un guasto tecnico sì, però questo incidente riporta anche al centro del dibattito una serie di problemi che si vivono in questa zona di Venezia. Prima però chiudiamo il discorso su quello che è successo ieri pomeriggio e vi facciamo sentire che cosa ci ha dichiarato poco fa Manuel Tifi, che è il presidente dell'associazione Taxi Sostituti, che è appunto quella di cui fa parte il tassista che è stato coinvolto nell'incidente. Un guasto meccanico purtroppo che ha portato alla rottura dell'invertitore ed è partita la marcia dell'imbarcazione. Ha ben operato il sostituto rispettando tutte le norme di sicurezza, aiutando l'amico gondoliere nel recuperare e nel portare in sicurezza tutti i passeggeri. Un posto che purtroppo conosciamo bene per il traffico e per una vicenda triste. E in questo caso qui il guasto meccanico poteva succedere a chiunque, e è stata rispettata la velocità di navigazione, in quanto con il Barcavelox, tra l'altro con l'avvento del Barcavelox, tutti rispettano i limiti di velocità. Un guasto che purtroppo ha traumatizzato fortemente il sostituto, ma che ha voluto fortemente, appena successo, anche richiedere i test antidroga e alcol, appunto per togliere qualsiasi dubbio. Un ragazzo molto bravo, che lavora bene, che lavora in sicurezza, i mezzi sono tutti sempre controllati e in piena manutenzione, e ci auguriamo che non succeda più. Dunque questa è stata una fatalità, però Manuel Tifi ha introdotto alcuni dei problemi di cui volevamo parlarvi. È stato fatto riferimento ai Barcavelox, sono entrati in funzione
a metà di questa settimana, funzionano come i tutor, per cui praticamente registrano il passaggio di ogni imbarcazione da un punto A a un punto B, calcolandone il tempo di percorrenza e da lì la velocità. Questo sta facendo andare molto più piano, bisogna dirlo, bisogna ammetterlo. Le barche qui in Canal Grande, il limite di velocità è di 7 km all'ora, c'è da dire che poi c'è anche un ampio margine di tolleranza, però non in questo momento fatalità, ma questa è una zona in cui c'è un traffico enorme, in cui confluisce un po' di tutto. Adesso Sandro Ponchio si sposta verso la sua destra e quello è il punto in cui nell'agosto del 2013, quindi 12 anni fa, ha perso la vita il criminologo tedesco Joachim Vöckel, che proprio pochi giorni fa, il 25 luglio, la sua famiglia si è vista assegnare un risarcimento attorno ai 4 milioni di euro. Lì si trattava, la gondola era stata travolta da un vaporetto, lì si trattava di una serie di manovre errate, è stato stabilito sia da parte della gondola che del vaporetto, una persona aveva perso la vita. Fortunatamente questa volta non è successo niente di grave, però obiettivamente c'è un problema di traffico in questa città e soprattutto in questo punto per il quale chiaramente bisogna fare molta attenzione. A volte l'attenzione può non bastare, come si è dimostrato in questo caso, in cui si è verificato un guasto tecnico che fortunatamente si è risolto solamente con un bagno per 5 persone. Elina, io ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Allora, provincia di Venezia che è stata funestata da 2 morti sulle strade nelle ultimissime ore. Andiamo a vedere il sito di Venezia Today, che apre con la morte di un giovane poliziotto, Ernesto Greborio, 29 anni, originario di Palermo, dice Venezia Today, esce di strada in moto, muore agente di polizia della questura di Venezia. Era in servizio all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a Santa Chiara. Poco prima di mezzanotte viaggiava in sella alle 2 ruote lungo via Nazionale tra Mira e Dolo. È un incidente che segue di poche ore quello costato la vita a un altro veneziano, Bomber Molin, Andrea Molin, 63 anni, era a Caselle sulla Noalese, viaggiava in moto domenica, parliamo di ieri pomeriggio, verso le 17, la svolta sulla corsia di una macchina che ha interrotto la sua marcia sostenuta lungo il rettilineo, forse senza dargli la precedenza, e lui ha terminato la corsa sull'asfalto, quindi un tragico mortale anche in questo caso in moto. Purtroppo questa estate un po' in tutto il Veneto stiamo registrando delle tragedie sulle 2 ruote a ripetizione. Occorre fare grandissima attenzione, evidentemente ancora non basta. Queste le 2 vittime della strada che vi dobbiamo riportare da Venezia. Adesso noi abbiamo collegato al telefono l'avvocato trevigiano Fabio Crea, perché c'è una notizia tragica che irrompe nella vicenda dell'omicidio di Margherita Ceschina a Conegliano, un processo aperto da tempo che vi stiamo raccontando con la nostra cronaca. Allora, arriva la notizia della morte dell'ex marito di Margherita Ceschin, Enzo Lorenzon, che si trovava agli arresti. Avvocato Crea, buongiorno, mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno, allora una notizia naturalmente che irrompe in questa vicenda e aggiunge dramma al dramma. Sì, è abbastanza inaspettata, perché diciamo che già da un anno e mezzo, o meglio all'ingresso in carcere di Lorenzon, abbiamo manifestato anche attraverso delle consulenze medico-legali problematiche di natura medica, che consigliavano appunto il collocamento in una casa di riposo, cosa che è avvenuta circa un anno e mezzo fa. Le condizioni di Lorenzon si sapeva che erano già delicate e stava naturalmente anche vivendo dalla struttura di riposo anche tutta la vicenda giudiziaria legata alla morte dell'ex moglie Margherita Ceschin. Sì, era ovviamente sempre molto attento, ha seguito passo passo ogni udienza del processo, tutte le fasi del procedimento penale, la fase cautelare, e pochi giorni prima della precedente udienza, in cui era previsto l'esame degli imputati, quella del 14 luglio, aveva manoscritto una memoria che è in mio possesso, in cui aveva
in maniera puntuale indicato tutti gli elementi di questa vicenda e che poi non ho depositato perché l'udienza è stata rinviata per l'esame dei 3 imputati, anzi dei 4, compreso Lorenzon, e quindi avevo ritenuto di depositare quel manoscritto appunto alla prossima udienza, che è l'udienza di metà settembre. Adesso del 18 settembre, valuterò se depositare il manoscritto già in questi giorni oppure attendere l'udienza. Comunicherò, l'ho già fatto al pubblico ministero, che sono in possesso di questo manoscritto, e lo farò anche tale comunicazione al Presidente della Corte d'Assise. Ecco, Avvocato, lei quando aveva sentito l'ultima volta Lorenzon? La settimana scorsa, qualche giorno fa. E come lo aveva trovato? Ma Lorenzon è stato sempre era una persona molto molto combattiva, sempre molto presente su ogni questione, in particolar modo sulla questione processuale, quindi voleva essere sempre informato di tutto quello che succedeva, cercava di portare sempre il suo contributo conoscitivo e quelli che erano le valutazioni che lui stesso faceva dopo la lettura delle varie trascrizioni delle udienze, quindi devo dire che è stato sempre presente a se stesso. Certo, e naturalmente sempre determinato a dichiararsi estraneo alla contestazione pesante di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie. Assolutamente sì, diciamo che quello che è stato il suo cruccio, e credo che questo che purtroppo si porterà nella tomba, è che il processo, ovviamente, per quanto veloce sia stato, ovviamente i tempi processuali spesso non sono congrui rispetto alle vicende della vita, come quelle della morte di un imputato, soprattutto di una certa età, però diciamo che quello che a lui stava più a cuore è che il processo finisse il prima possibile, non soltanto e non solo perché ovviamente si trovava, seppur in casa di riposo, in una condizione di detenzione, quella domiciliare, ma perché ovviamente voleva che fosse fatta luce completa su quello che era il fatto per cui era accusato ed è insieme agli altri 4 coimputati. Esatto, allora lei diceva valuterà se depositare questo scritto, con quale obiettivo, Avvocato? Cioè di portare avanti comunque la posizione di Lorenzon in questo processo malgrado la sua scomparsa? In realtà no, di portare avanti quello che è un contributo importante, quale è appunto il suo patrimonio di conoscenze, le sue parole, o meglio il suo scritto, seppur postumo, ma questo per dare un contributo alla verità processuale, essendo coinvolti altri quattro imputati in questo procedimento, in questo processo, più un imputato che viaggia in un processo parallelo, Joel, e quindi continuando io stesso ad avere un interesse difendendo un altro coimputato che pur posto in stato di libertà è ancora accusato di omicidio premeditato. Quindi prevalentemente per portare un contributo a quello che è la verità processuale. Devo anche dire che esiste da norma codicistica la possibilità che tutti gli atti acquisiti prima del decesso del signor Lorenzon, dell'imputato in generale, in questo caso il signor Lorenzon, possono essere utilizzati anche eventualmente per una richiesta di assoluzione nel merito, se appunto gli atti acquisiti fino alla sua morte e non quelli acquisiti successivamente, e quindi gli atti probatori acquisiti nel dibattimento fino al 14 luglio del 2025 fossero sufficienti per pronunciarne una sentenza assolutoria. Quindi vi è interesse, per tornare alla sua domanda, a portare avanti il processo nei confronti di tutti gli altri coimputati con questo contributo, e anche eventualmente valuteremo anche a favore del signor Lorenzon se gli atti acquisiti fossero sufficienti per una pronuncia di assoluzione nel merito nei suoi confronti. Quella che avrebbe voluto, insomma, quella che chiedeva. Grazie. Quella che rivendicava, esattamente. Grazie Avvocato Crea, come sempre, per la disponibilità. Grazie infinite e buon lavoro. Grazie, arrivederci.
Questo dunque l'avvocato Fabio Crea. Avete sentito la notizia giunta davvero poche decine di minuti fa in redazione, la morte di Enzo Lorenzon, l'ex marito di Margherita Ceschin, 72enne, uccisa nella sua abitazione di Conegliano. Lui era a processo, come ricordava l'avvocato, venendo ritenuto dalla procura il mandante dell'omicidio della donna. Ne riparleremo nei nostri telegiornali. Adesso andiamo avanti, parliamo spesso e volentieri purtroppo di risse ultimamente. Allora ce n'è stata un'altra in una località tra l'altro molto frequentata in questo periodo, parliamo di Montegrotto. Una rissa in stazione tra nordafricani è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Naturalmente nel paese termale c'è preoccupazione. Allora andiamo in diretta subito con Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende. Chiara, buongiorno a te. Lina, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nel piazzale della stazione di Montegrotto. Ecco, le immagini vi restituiscono il quadro di dove è accaduta questa rissa. Una zona davvero molto tranquilla, in cui c'è un continuo andirivieni anche di turisti, perché come dicevi questa è una località termale molto insomma importante per tutto il Veneto, con la vicina Abano. Tra l'altro qui arrivano anche i turisti che poi si dirigono ad Abano come stazione. Questa premessa per raccontarvi che cosa è accaduto venerdì sera alle 22:20. Arriva l'ultimo treno da Padova qui, sono scesi anche dei nordafricani che si sarebbero azzuffati. Ovviamente ci sono delle versioni un po' diverse, pare si tratti di 6 persone che sono fuggite, 2 sarebbero venute alle mani con anche lanciandosi dietro dei sanpietrini, forse per problemi di droga. Arrivata una segnalazione ai carabinieri che arrivati qui non hanno trovato più nessuno è anche andato in ospedale. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che ovviamente gli inquirenti, gli investigatori stanno esaminando. Questa mattina il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, è stato dai carabinieri per fare il punto. Ve lo faremo sentire poi nelle edizioni di questa sera. Non poteva essere con noi a quest'ora per altri impegni, ma ha voluto mettere l'accento su un problema che si sta evidenziando in questi mesi proprio a Montegrotto. A Padova, ricordiamo, è ancora attiva una zona rossa, ne è stata attiva una prima. Nell'area della stazione molte persone, molti magrebini, persone che vivono ai margini si sono spostate, alcuni sono arrivati anche qui creando dei grossi problemi. Quindi il sindaco lancia l'allarme sulla difficoltà di gestire per comuni come questo di Montegrotto chi arriva da Padova, e ribadisce una richiesta che vi facciamo sentire spessissimo, soprattutto da parte degli amministratori locali, e cioè ci vuole certezza della pena. Per alcuni tipi di reato sappiamo che il lavoro delle forze dell'ordine viene poi vanificato, perché vengono portati magari in carcere, viene chiesto il loro conto, ma di fatto in poche ore sono liberi. Quindi si è aperto questo problema. Dalla cronaca si è passata poi anche a una richiesta che arriva dal primo cittadino di Montegrotto. Questo è il quadro della situazione di quanto è accaduto qui. Direi che per ora è tutto, ovviamente vi aggiorneremo nelle edizioni di questa sera. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica. Lina, la linea torna a te. Grazie a Chiara Gaiani e a Cristian Roque Allende. Allora ci tocca dare conto di un'altra gravissima notizia di cronaca. La stanno battendo i siti in questo momento, postando i siti in questo momento. Andiamo nell'home page del Gazzettino, perché purtroppo c'è l'ennesima tragedia. Davvero tocca parlare di una grandissima tragedia. 2 operai morti sul lavoro. Siamo a Santa Maria di Sala. Un ragazzo di 23 anni, un uomo di 30 anni caduti in una cisterna durante le pulizie della fossa biologica. Un incidente accaduto questa mattina. Per adesso non abbiamo molti altri elementi da fornirvi. I colleghi di Venezia si stanno recando, naturalmente della nostra redazione di Venezia, si stanno recando sul posto, ma
davvero è una strage senza fine quella sui posti di lavoro e soprattutto queste circostanze, le pulizie di una fossa biologica, di una cisterna, sono situazioni che si ripetono con una frequenza e una gravità davvero che lasciano senza parole. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso della nostra diretta, naturalmente. Adesso torniamo su un'altra scia purtroppo di sangue senza fine, lo abbiamo visto prima con i 2 morti nel veneziano, non sul lavoro ma sulle strade. Ecco, strade di sangue. Aveva appena sconfitto un terribile linfoma Michael Angeli, il 29enne che è morto l'altra sera in un tragico incidente stradale in via distrettuale a Mareno di Piave, con la mamma che ci ha parlato. Ci ha detto: era il nostro Angelo a Cimadolmo, dove il giovane viveva, nessuno davvero si dà pace di quel che è accaduto. A parte che ha lottato come un leone nell'ultimo anno, perché lui aveva un tumore e ha dato lui la forza a me di stargli vicino. Era fantastico, buono, gentile, simpatico, gli amici lo amano tutti, non c'è una persona che può dire il contrario. C'è solo strazio nel cuore di Paola Furlani, la mamma di Michael Angeli, il 29enne morto in un tragico scontro in via distrettuale a Mareno di Piave tra la sua auto, un Alfa 147, e il van di un 63enne. Eppure in questa casa San Michele del Piave di Cimadolmo il peggio sembrava passato. Michael era ritornato a lavorare con l'inizio dell'estate in una vetreria di Ormelle dopo quasi un anno di malattia, una battaglia durissima contro una grave forma di linfoma di Hodgkin. Pensavo che l'anno scorso avevamo toccato il fondo, ma il destino ha pensato il contrario, che c'è ancora di peggio. Stava qua con la nonna perché lei è qua da sola. Lui è venuto qua, faceva compagnia a lei e lei faceva compagnia a lui durante la malattia. Il linfoma aveva provato Michael, che mai però aveva perso il sorriso nemmeno nei momenti più bui. Quanto crudele possa essere il destino lo racconta questa foto. Stavo rasando, sto perdendo i capelli, mamma rasami, che è stata una sofferenza grande, ma l'ho fatto. Per lui avrei fatto, mi sarei rasata anch'io. E quel giorno ridevamo mentre li tagliavo, perché dopo gli ho messo anche la musica, l'abbiamo messo sulla storia, su Instagram. Frammenti di vita, pezzi di cuore, con Paola che stringe una maglia gialla. È una delle tante, perché lui ne ha 7-8 e da ieri sera che ce l'ho in mano non riesco a lasciarla. Lui è appassionato di giocare a calcio, calcetto, il Milan. E proprio una partita di calcio saponato si stava recando Michael nella zona di San Pietro di Feletto, anche questo un modo per ripartire. E ieri mi ha detto: vado a giocare a calcetto e ci vediamo domani. E gli ho detto: stai attento, ci vediamo domani. Questa è la straziante testimonianza della mamma di Michael. Nello scontro in cui ha perso la vita questo ragazzo è rimasto coinvolto anche un 63enne, sempre di Cimadolmo. Le sue condizioni restano molto serie. Mentre le indagini proseguono, in via distrettuale a Mareno i residenti invocano più controlli. Qui, la sera dell'incidente, ci hanno detto era un disastro. Ero in cucina e ho sentito un rumore, buff, sentito. Sono uscito fuori e sono andato là e ho visto come le macchine erano proprio distrutte. Uno sull'Alfa Romeo era proprio incastrato, era male, era dentro. E dopo è arrivato i vigili, tutto l'elicottero, la gente sono fermati qua, era un disastro.
La casa di Vasile si trova a pochi metri in linea d'aria dallo schianto. I segni della tragedia sono ancora visibili a terra in questo angolo di via Distrettuale dove le indagini dei carabinieri proseguono senza sosta. Si deve capire cosa abbia portato allo scontro tra l'Alfa 147 di Michael Angeli, il 29enne di Cimadolmo morto sul colpo, e il van condotto da un 63enne, anche lui di Cimadolmo, portato al Cafoncello in codice rosso e tuttora gravissimo in reparto intensivo con fratture e contusioni multiple. Io ho visto il disastro di macchine, ho visto pompieri, ho visto elicottero, ambulanza, basta, non ho visto il macello. Da una prima ricostruzione pare sia stata l'auto del giovane diretta a nord a invadere la corsia opposta, poi lo scontro e la carambola. Difficile capirne il motivo, tutte le ipotesi sono aperte, anche la mera distrazione o il fatto che l'asfalto fosse bagnato dopo un sabato di intense piogge. Da verificare il condizionale quanto mai d'obbligo, possa esserci stato un sorpasso prima dell'impatto. Di certo via Distrettuale è un'arteria famigerata, tanti troppi gli incidenti anche mortali che si sono registrati negli anni. La velocità e poi c'è quella curva lì che è, insomma, è abbastanza pericolosa, tende a buttarti verso fuori e quindi magari finisci sulla corsia opposta. Cosa servirebbe a interrompere questa catena mortale non è facile a dirsi. Questo giovane residente abbozza una soluzione. Un autovelox o comunque in qualche modo rendere quella curva lì più lenta. Già un furgone era uscito fuori strada, poi c'erano delle ragazze pure che sono uscite fuori strada, tutto per quella curva lì che è piuttosto pericolosa. Devo dire che di notte si sentono macchine sfrecciare ad altissima velocità e a quanto ho capito era stato fatto presente anche al comune il fatto di poter mettere un qualche cosa. Se a Mareno l'attenzione su via Distrettuale, a Cimadolmo si spera in una ripresa del 63enne e si prega per Michael. Io conoscevo questo ragazzo, è una persona solare, bellissima, era impegnata anche sul sociale, sulle manifestazioni che facevamo a Stabiuzzo, una persona partecipativa, una persona che collaborava e dava qualcosa di diverso e dava il suo apporto. Queste sono notizie che ti lasciano scioccate, sono notizie che davvero ti fanno soffrire. Più in generale, al di là del caso specifico, il sindaco si rivolge a tutti i giovani in un'estate difficilissima. Una strage di questo genere non è pensabile, è incomprensibile, è incomprensibile. Quindi l'appello nuovamente che ho fatto prima dico sempre ai giovani, attenzione per favore, attenzione. E poi c'è stato un altro incidente, siamo in realtà in autostrada a Gorizia, all'altezza del confine, ma che nel nord-est ha destato grande impressione. È morta una donna di 32 anni nell'auto divorata dalle fiamme, la figlia di 8 anni è grave, altri 3 feriti ricoverati negli ospedali vicini. Tragico schianto nella notte a Gorizia tra 2 automobili sul raccordo che conduce dal confine sloveno in Italia. Una donna di 32 anni è morta carbonizzata nell'auto divorata dalle fiamme. La figlia di 8 anni è rimasta gravemente ferita, così come altre 3 persone, le cui condizioni sarebbero però meno preoccupanti. L'incidente è avvenuto attorno alle 3:50 lungo l'autostrada slovena H4, proprio a ridosso del confine. A bordo delle 2 auto viaggiavano complessivamente 5 persone. Sulla prima, completamente distrutta dal fuoco, c'era la vittima con il marito e la figlia, tutti di nazionalità serba e residenti in Svizzera. Molto probabilmente la famiglia rientrava dalle vacanze trascorse nel paese d'origine. Padre e figlioletta sono riusciti a uscire dall'auto mentre la mamma è rimasta incastrata tra le lamiere incandescenti. La bambina ha riportato un trauma addominale con frattura del bacino e rottura della vescica ed è stata elitrasportata al Santa Maria della Misericordia a Udine in codice rosso. L'uomo in codice giallo nello stesso ospedale per un trauma toracico. In mattinata la bimba è stata trasferita all'ospedale di Padova. Sull'altra auto c'erano altre 2 persone che sono ricoverate negli ospedali di Udine e Gorizia. Hanno riportato politraumi al bacino e agli arti inferiori. La centrale operativa Sores ha inviato sul posto l'elisoccorso, l'automedica e 2 ambulanze che hanno operato con il supporto dei vigili del fuoco, sia italiani che sloveni, rilievi della polizia stradale di Gorizia. Restiamo in Friuli Venezia Giulia con il delitto di Gemona, prima i farmaci nella limonata, poi la siringa di insulina e lo strangolamento con i lacci delle scarpe. Così Lorena e Meilin hanno ucciso Alessandro Venier.
Prima lo hanno narcotizzato sciogliendo un farmaco in una limonata, poi Lorena Venier, la mamma, gli ha iniettato dell'insulina con una siringa perché la prima sostanza non faceva effetto. Poi insieme hanno tentato di soffocarlo e infine Meilin con 2 lacci di scarpa lo ha strangolato. Così, secondo il racconto di Lorena Venier, che ha confessato, lei e la nuora hanno ucciso Alessandro il 25 luglio, sempre secondo la confessione della mamma. Il cadavere sarebbe stato sezionato da lei, Lorena, e sempre lei ha acquistato online su Amazon la calce per coprirlo e chiuderlo nel bidone della spazzatura, con l'intento di farlo sparire. L'acquisto della calce è stato fatto in anticipo rispetto al delitto ed è questo uno degli elementi più evidenti della premeditazione contestata dalla procura. Il giorno del ritrovamento era stata Meilin a chiamare il 112 per riferire di un malessere provocato dalla sua condizione di fragilità psicologica in cui si trovava e per la quale è seguita da un centro di salute mentale. Dal numero unico emergenze hanno intuito dal racconto che c'era qualcosa di strano ed è stata inviata la pattuglia dei carabinieri, a cui la donna e la mamma della vittima hanno raccontato del cadavere nel bidone riposto in garage. Sul movente la 61enne infermiera di Gemona ha raccontato di aver agito per proteggere la giovane nuora dagli insulti e dal comportamento manesco del figlio, che non credeva alla depressione di Meilin, sopraggiunta dopo il parto. Si percepisce quindi una situazione familiare difficile in cui si è sviluppato un rapporto caratterizzato da morbosità tra Lorena, la nuora e la nipotina di 6 mesi. Da una parte la condizione fragile della giovane colombiana, a cui Alessandro Venier non credeva, dall'altra la morbosità del legame creato con la suocera. Così si sono create le condizioni che hanno fatto precipitare la situazione, fino alla decisione di uccidere e far sparire il cadavere dell'uomo. Circostanze, modalità e data della morte sono oggetto degli esami medici e tossicologici già avviati, in attesa che vengano disposti anche altri accertamenti. Al momento non è stata ancora fissata l'autopsia sui resti del cadavere della vittima. Suocera e nuora che sono comparse davanti al GIP per rispondere dell'accusa di omicidio. Meilin, la compagna, lo ha istigato, Lorena, la mamma, lo ha organizzato e insieme hanno messo in pratica il piano: uccidere Alessandro Venier, sezionare il cadavere e tentare di farlo sparire in un bidone dell'immondizia riempito con la calce. Ora entrambe sono accusate di omicidio volontario in concorso pluriaggravato dalla premeditazione, dall'aver commesso il fatto in presenza di una bambina di 6 mesi in casa e dal legame affettivo con la vittima. Questo è il reato contestato dal sostituto procuratore Giorgio Milillo a Meilin Castro Monsalvo, 30 anni, colombiana, e Lorena Venier, 61 anni, la mamma di Alessandro. A 48 ore dalla scoperta del cadavere nel garage di Gemona, entrambe sono comparse davanti al giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida dell'arresto eseguito dai carabinieri giovedì. Arrivate sui mezzi della polizia penitenziaria dal carcere del Coroneo di Trieste, sono state ascoltate dal GIP separatamente. La prima a comparire davanti al giudice è stata Meilin, la convivente della vittima, che, difesa dagli avvocati Federica Toselle e Francesco De Carlo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Più lungo l'interrogatorio di Lorena Venier, difesa dall'avvocato Giovanni Denardo, che ha confermato davanti al giudice quanto aveva raccontato giovedì sera al sostituto procuratore, confessando il delitto, raccontando delle modalità e del movente e coinvolgendo la nuora. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto, poi ha accolto la richiesta del PM di custodia cautelare in carcere, disponendo però per Meilin la custodia attenuata, come previsto dalla legge per le detenute madri di bambini con meno di 1 anno di età. Verrà trasferita in una struttura dell'amministrazione penitenziaria di Venezia, organizzata per questo tipo di regime attenuato, che rimane però una detenzione cautelare. Questa è la ricostruzione degli ultimi aggiornamenti su questo terribile delitto. Allora noi adesso torniamo a Santa Maria di Sala, ci stanno arrivando i primi contributi dalla nostra Anna Maria Parisi che ci manda l'intervista al sindaco di Santa Maria di Sala, ve lo ricordo, l'ennesima tragedia sconcertante sul lavoro, 2 operai morti questa mattina di 23 e 30 anni. Sentiamo allora Alessandro Arpi che è il sindaco di Santa Maria di Sala. Si sa da questa prima ricostruzione cos'è accaduto e chi erano i ragazzi defunti? Sembra che 2 operatori nella messa a regime di una biologica di una residente privato nelle operazioni di rimozione della parte solida sono rimasti così intrappolati, avendo inalato dei fumi che li hanno fatti svenire e poi sono venuti a mancare.
Quando si è verificata questa tragedia, questo tragico infortunio sul lavoro con la morte di questi due ragazzi? Stamane intorno a metà mattinata è arrivata la segnalazione, adesso sul posto c'è Spisal, stiamo aspettando anche il PM per la verifica della questione. Quindi l'incidente è successo in un'abitazione privata dove la proprietaria ha chiamato questa ditta? Sì, confermo, era una residenza privata, aveva chiamato questa ditta esterna per le operazioni di messa a punto della biologica ed è successo il misfatto. Quanti anni avevano i ragazzi deceduti? Erano molto giovani, erano tra i 20 e i 30 anni. Queste sono le prime ricostruzioni, quindi ancora i dati non sono di quelli definitivi? Sì, come vedete appunto l'area adesso è interdetta, stanno facendo le verifiche del caso il PM e i carabinieri della stazione di Milano insieme con i pompieri. Dove ci troviamo esattamente qui, sindaco? Siamo in via Desman 62, questa villa non più tardi di 4 anni fa aveva ospitato anche degli extracomunitari tramite una cooperativa e venivano fatti con loro dei progetti sociali. Adesso fondamentalmente questa abitazione è stata acquistata da alcuni privati e ad oggi non abbiamo comunque a livello di anagrafe nessun residente in questo civico. Grazie sindaco. Grazie a voi. Così dunque il sindaco di Santa Maria di Sala, raccolto dalla nostra Anna Maria Parisi, l'avete sentita l'intervista su questa doppia tragedia sul lavoro che si è verificata questa mattina. Sul posto anche i sindacati che per l'ennesima volta denunciano la gravità di una situazione davvero drammatica delle morti sul lavoro. Stanno indagando naturalmente lo Spisal e la Procura della Repubblica su quello che è successo questa mattina. Vedremo se riusciremo a tornare a Santa Maria di Sala con la nostra diretta. Intanto invece ci spostiamo in un tutt'altro contesto a Vittorio Veneto dal nostro Cristian Arboit, che è sul posto insieme a Edoardo Paris sul Fadalto. In particolare, Cristian, buongiorno, perché davvero è una zona senza pace quella del Fadalto. L'abbiamo riportato anche nel telegiornale di sabato, con il maltempo, le chiusure, le difficoltà, e con la sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana che chiede una volta per tutte che l'autostrada venga resa gratuita e libera per chi si trova ad avere a che fare con queste problematiche di chiusura del Fadalto. A te. Sì, Dina, buongiorno anche da parte di Edoardo Paris che sta curando la parte tecnica. Hai sintetizzato perfettamente la questione. Tra l'altro ti posso aggiornare che proprio in questi minuti la sindaca Mirella Bagliana sta redigendo una lettera indirizzata alla prefettura dove chiede proprio questo, ovvero la convocazione di un tavolo con tutti i soggetti interessati per richiedere la gratuità dell'autostrada, del tratto di autostrada del Fadalto, qualora la strada statale venga chiusa per pericolo frane, come è successo nella giornata di sabato e come succede spessissimo, troppo spesso a detta dei residenti. Mi trovo con Bruno Fasan, che è un volto storico dell'amministrazione vittoriese, per decenni assessore sia in comune che in comunità montana. Mi trovo al cospetto di queste frane. È quella che ti stiamo, diciamo così, fotografando, mostrando, Lina, è un'immagine tutto sommato inedita, è una prospettiva nuova. Qui vedi benissimo le frane del Fadalto. Queste che vedete sono le famigerate frane del Fadalto. Una, la principale, ma ce ne sono altre 4, 5 in totale, dico bene Bruno Fasano? Esatto, sono 5 non frane propriamente chiamate frane, ma io direi che si potrebbero chiamare spike in inglese, colate detritiche. Colate detritiche, non mi veniva il nome, ecco. Le colate detritiche sono diverse dalle frane, le frane partono e arrivano, le colate detritiche si assommano nel vallone che parte da cima, il Pizzoc, partono 500 metri cubi e arrivano fino a un certo punto. 2-3 piogge, 1500-2000 metri cubi e arrivano da basso. Basterebbe coltivarli
500 metri sopra la statale e si risolverebbe almeno provvisoriamente il problema. Quindi bisognerebbe, secondo lei, intervenire a monte ma anche a valle. C'è quel famigerato, famoso progetto delle gallerie. Le gallerie, sì, redatto da ANAS e presentato all'amministrazione quando ero assessore 2 anni fa. Si tratta di 5 gallerie per 1400 metri complessivi, però anche qui c'è un problema, a mio parere, visto che sono un residente, che appena sotto la statale passa la ferrovia e la strada comunale di Basso Fadalto. Non so, non è facile risolvere il problema. Lo possiamo vedere da qui, quindi c'è il viadotto della 27 che collega Trevigiano e Bellunese, c'è la ferrovia, qui non si vede ma si vede in parte, si vede la galleria, e c'è chiaramente anche la strada statale di Alemagna, perché ricordiamo questa è la strada statale di Alemagna, la stessa che è interessata da frane nel tratto cadorino tra Borca di Cadore e San Vito. E lei in merito a questo dice una cosa specifica. Non essere frainteso, ma io direi che per fortuna che questi problemi si pongono anche a Cortina, dove c'è l'attenzione di tutta Italia e tutto il mondo con le Olimpiadi. Probabilmente risolveranno anche con lo stesso finanziamento anche qui. Ma il tema è questo, lei dice si chiedono le risorse straordinarie a San Vito di Cadore, a Borca di Cadore, giustamente la strada olimpica, ma anche questa è strada olimpica e magari qualcosa potrebbe arrivare anche nella parte trevigiana. È l'unica possibilità, visto che da almeno 20 anni si ripetono e non è stato fatto ben poco, a quasi niente finora. Ecco, sono 2 le comunità sospese, la comunità vittoriese ma anche la comunità dell'Alpago, questo va sottolineato, e ci sono delle frazioni ormai ostaggio, parliamo di Fadalto ma non solo Fadalto, c'è Nove, Fadalto Basso, insomma diverse frazioni che negli anni sono diventate desertiche per certi versi anche a causa di questo. Ecco, sì, c'è sempre l'autostrada, ma non tutti i residenti hanno la possibilità di avere un mezzo che va in autostrada. Sì. Capisci? Poi ci sono anche i mezzi pubblici che però quando vengono queste frane si fermano prima della frana qui a Nove. Ecco, da ultima battuta le chiedo, Fasan, mentre possiamo continuare a inquadrare questi 5 fronti di frana, Autostrade, la società Autostrade arriverà a rendere gratuito il tratto nei momenti più critici? Perché sembra una soluzione di buon senso, ma finora non si è mai mossa foglia. Ecco, adesso faccio un'altra battuta, visto che prima c'era Benetton che mirava ad incassare, adesso le autostrade sono statali, ANAS dovrà interloquire con lo Stato affinché quando partono i semafori che chiudono il traffico, in automatico i biglietti Vittorio Nord Fadalto siano gratuiti. Almeno per i residenti che sono stati. Residenti, sì. Grazie Bruno Fasan, grazie per la sua testimonianza, le sue riflessioni, ma grazie soprattutto per averci portato qui e poter toccare con mano appunto il fenomeno delle delle colate detritiche sul Fadalto. Di questo quindi stiamo parlando. Questa è l'emergenza senza fine in questo lembo di Marca Trevigiana che confina con l'Alpago e quindi con la provincia di Belluno. Lo ripetiamo, strada olimpica, strada che dovrebbe portare quindi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questo è tutto dal Fadalto, dal Lago Morto con Edoardo Paris. Lina, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboita e Edoardo Paris. Dai rilievi, dalle montagne, l'avete visto, del Vittoriese, ci trasferiamo sul Grappa, perché ieri in tanti sono saliti a Cima Grappa, al sacrario di Cima Grappa, per la tradizionale cerimonia di inizio agosto. Presente il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ma anche il cardinale Fabio Baggio, che ha officiato la messa. A migliaia sono saliti a Cima Grappa domenica per la tradizionale cerimonia di inizio agosto per il pellegrinaggio delle genti venete sul Monte Sacro alla Patria. Un evento che unisce commemorazione dei caduti nel Carnaio della Guerra Granda, il ricordo della consacrazione della Madonnina che da più di 100 anni rivolge il suo sguardo benevolo sul Veneto e quello dei partigiani rastrellati durante la Seconda Guerra Mondiale. Un giorno di pace in un periodo storico che sempre più spesso parla di guerra. A presiedere la Santa Messa il cardinale Fabio Baggio in veste di sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.
Alla cerimonia ha partecipato anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che da quel luogo di pace ha parlato della difficile situazione internazionale e dei venti di guerra che soffiano impetuosi sul mondo. La sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, ha sottolineato l'edizione giubilare del 2025, collegandosi ai festeggiamenti per il Giubileo, e ha ribadito le molteplici valenze dell'evento laico, religioso, di memoria. Per la prima cittadina il Grappa è un laboratorio di convivenza e biodiversità, e la moltitudine di associazioni, bandiere, gagliardetti, colori e volti ha confermato questo potere della montagna sacra. Tra i momenti più intensi della cerimonia anche l'intervento della delegazione austriaca, che ha voluto ribadire il valore della memoria come strumento di riconciliazione e costruzione di pace. A leggere il messaggio ufficiale è stato Linus Seidel, presidente della Federazione dei Veterani del Salisburghese, che ha ribadito che i caduti del Grappa continuano a parlarci, ammonendoci perché la memoria non si spenga e la pace non venga mai data per scontata. Questo è il messaggio che arriva da Cimagrappa. Allora noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ritorniamo in diretta col nostro Focus TG e con la cronaca davvero tanta e sconcertante di questa giornata. Vi stiamo tenendo aggiornati sui 2 morti sul lavoro, 2 giovani di 23 e 30 anni a Santa Maria di Sala, ma ci sono state anche nuove vittime della strada. Allora, tra non molto riusciremo a collegarci al telefono con la nostra Anna Maria Parisi, che è a Santa Maria di Sala. Intanto andiamo avanti e vi mostriamo le immagini dello scoppio che si è verificato in Via della Libertà a Villorba nel pomeriggio di ieri. Un problema elettrico del sistema di accumulo di un impianto fotovoltaico ha causato un'esplosione che ha seriamente danneggiato, lo vedete, l'abitazione di un cittadino romeno fortunatamente non presente al momento del boato, abbattendo una parete. I vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a spegnere le fiamme provocate dallo scoppio, a portare fuori dal locale i cagnolini rimasti all'interno dell'abitazione. La parete, lo avete visto, tra il locale tecnico e la stanza adiacente è stata abbattuta, ma a quanto pare i sopralluoghi tecnici eseguiti dai pompieri non hanno riscontrato criticità rispetto alla sicurezza statica dell'edificio. E poi c'è il tema dei furti tentati e compiuti nel fine settimana in pieno centro a Treviso, nella zona di Madonna Granda. Servono più controlli, dicono i residenti, che lanciano un'allerta per il degrado crescente della zona. Sono stati asportati anche dei materiali da un'osteria. Sono arrivato al pomeriggio, ho trovato la finestra sfondata, all'inizio pensavo fosse, non so, chiusa male, dimenticato, sono entrato, in realtà ho trovato tutto a posto, poi ho visto che mancavano tutti i soldi dalla cassa e mancava l'iPad che era appoggiato sopra. Se ne sono andati con un iPad e un bottino di circa 400-500 euro in contanti, i soliti ignoti che hanno colpito in via del Mille all'osteria Pierre. Per il titolare, dopo una settimana di lavoro, un'amara scoperta. I ladri, ammesso siano più di uno, sono entrati da questa finestra aperta con un piede di porco. Prima ho trovato una vicina che abita qui sopra e mi diceva che alle 7 è passata col cane, aveva visto la finestra aperta, non mi ha detto niente perché pensava che fossi dentro in realtà, quindi la finestra già alle 7 del mattino era aperta. In 5 anni non è mai successo nulla di anomalo, anche se la zona comunque sì, è sempre buia, è sempre un po', diciamo, periferica, ecco. Ma il colpo da Pierre non è un caso isolato, sono diversi i locali finiti nel mirino nel fine settimana nella zona di Madonna Granda, compreso un negozio di parrucchiera. Da un bar sarebbe stato prelevato il fondo cassa in monete per diverse centinaia di euro. Segni evidenti sono stati lasciati al bar Bella Treviso e nel vicino ristorante di sushi, evidenti i tentativi di effrazione. Hanno tentato un attimo di entrare, ma alla fine non sono entrati, penso. Quando siamo aperti verso le 10:30 siamo venuti a preparare, abbiamo visto la porta che è così. Secondo te servono più controlli? Che cosa serve fare? Perché hanno colpito anche servono più controlli qua in giro, forse perché adesso ci sono anche tante immigrazioni anche qua. Vedo di solito tantissimi persone che passano di qua, anche alcune volte sono stati anche rubati la bicicletta da noi. E sono in tanti a segnalare anche tra i cittadini proprio i furti di bici, più in generale una situazione
situazione di degrado. 2 i punti neri, l'ex immobile dell'Enel ormai infestato di erbacce e l'ex bingo sul lato opposto. Sono delle zone dove ci sono delle persone che girano e quindi sono palesemente degradate. E abbiamo segnalato da tanti anni, stiamo segnalando sia noi condomini che le persone della zona, stiamo segnalando questi episodi che avvengono. In un condominio più avanti qui nella via addirittura ci sono persone che hanno trovato degli sconosciuti all'interno dei palazzi e se li sono trovati davanti sul pianerottolo, quindi sì, la situazione va attenzionata. È una zona che ha bisogno di essere curata e messa sotto maggiore controllo, soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione e un passaggio di ogni tanto anche della sicurezza. È un punto di ingresso di Treviso, quindi è importante che sia curata, che sia sentita anche del comune come parte di Treviso. Questo è l'appello ai nostri microfoni, l'avete sentito, dei residenti. Allora ve lo annunciavo, abbiamo al telefono in diretta Anna Maria Parisi, la collega che si è recata a Santa Maria di Sala per questa doppia, ennesima tragedia sul lavoro, 2 operai che hanno perso la vita. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, è accaduto questa mattina più o meno a metà mattinata quando i 2 ragazzi, come dicevi poco fa tu, di 23 e 30 anni, 2 operai, per le esalazioni sono cascati nella vasca dello spurgo delle fognature. Un intervento con i vigili del fuoco che ha visto un'ora circa di intervento e adesso sono in attesa con i tecnici dello Spisa, il PM, nel frattempo da poco arrivato, e i carabinieri incaricati delle indagini di portare via le salme. Ecco, è appena arrivata col furgoncino proprio l'onoranza funebre che adesso si reca nella zona transennata dalle forze dell'ordine perché interdetta a chiunque voglia accedere, eccezione fatta appunto per chi sta indagando. Qui fuori dalla villetta di via Desman numero 62 a Veternigo di Santa Maria di Sala, poco prima dell'incrocio dei 3 ponti, la tragedia che si è consumata proprio perché questa villetta, da poco acquistata da una coppia di italiani, doveva essere messa in sicurezza per quanto riguarda l'impianto fognario. Fino a poco tempo fa era un centro di prima accoglienza dei migranti. Adesso la proprietaria aveva chiamato la ditta incaricata di mettere in sicurezza le opere fognarie, una sicurezza che è costata la vita a questi 2 ragazzi. Per il momento da Santa Maria di Sala è tutto. Abbiamo raccolto proprio poco fa anche un'intervista con il sindaco Alessandro Arpi. Lina. Sì, Anna Maria, l'abbiamo mostrata proprio pochi istanti dopo di quando ce l'hai mandata. Grazie mille per questo contributo e questa testimonianza. Ecco, allora io al momento non ho altre informazioni da darvi, naturalmente vi chiederò la linea se dovessi averne altre, ad esempio sapere qual è l'identità dei 2 operai defunti tragicamente questa mattina. Che ancora è sconosciuta. Grazie Anna Maria, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Grazie alla collega Anna Maria Parisi che si trova, l'avete sentito, a Santa Maria di Sala. Davvero una situazione complessa. Abbiamo sentito una villa privata con questi 2 operai morti nelle operazioni di pulizia delle vasche biologiche. Un lunedì davvero nero purtroppo nella nostra regione sul lavoro. Andiamo alla politica adesso, apriamo una parentesi sulle elezioni regionali e il centrodestra che ha vissuto in queste ore gli ultimi momenti disponibili per proporre le autocandidature per Palazzo Ferrofini. L'appello dal territorio in tutta la coalizione è quello di decidere in fretta il nome del candidato presidente, un appuntamento, quello del voto, che rappresenta uno spartiacque da più punti di vista.
La vittoria nel 2020 del presidente Zaia con la sua lista, con la lista della Lega, ha avuto un risultato in termini di consenso che sarà francamente ripetibile, quindi per forza inizierà una nuova stagione e questo prevederà ovviamente un coinvolgimento di tutti. Una cosa nell'assoluta incertezza di questi giorni è chiara dentro la famiglia turbolenta del centrodestra. Le percentuali bulgare dello Zaia vittorioso nel 2020 sono irripetibili, non fosse altro che per l'assenza nella corsa a Palazzo Balbi dello stesso governatore. E allora la Lega per prima sa bene che il voto in questo 2025 è uno spartiacque. Nuovi equilibri sono quelli che auspica Forza Italia, lasciata ai margini della maggioranza in questo quinquennio, ma nuovi equilibri li auspica soprattutto Fratelli d'Italia. È un nuovo ciclo e credo che possa anche fare bene, piuttosto di avere una maggioranza netta. Non vorrei essere frainteso, ma un uomo solo al comando, come è stato magari negli ultimi anni, ripeto, senza criticare, si avrà magari un qualcosa di più, chiamiamolo condiviso. La partita a scacchi è nota. Meglio un presidente della Lega cerchiato da Fratelli d'Italia o un presidente targato Meloni ma con più carroccio in giunta? Anche per questo c'è chi parla di inventare i sottoassessori per garantire maggiore equilibrio di governo, ipotesi però rigettata da Coin e Della Pietra. Non credo che l'equilibrio e la soluzione, il percorso, la fine del percorso passi attraverso questi piccoli equilibri. Io credo che sia grave se la si pensi così. Sicuramente si troverà il candidato presidente, sicuramente, come appena detto, si guarderanno le competenze, io credo che si guarderanno molto anche i voti. Intanto il vertice regionale del Carroccio è pronto a ricevere le autocandidature della Lega, scadenza nelle prossime ore per i candidati consiglieri. Il segretario Stefani organizzerà un direttivo regionale, immagino che anche alle segreterie provinciali vengano comunicati quelli che sono i rappresentanti politici di ogni provincia che hanno dato la disponibilità, quindi io mi aspetto di ricevere per Treviso i nomi che hanno presentato la propria candidatura, la propria proposta di candidatura alla segreteria regionale, sui quali poi anche noi faremo una riflessione. Candidati consiglieri con l'acqua alla gola, perché il tempo stringe e uno come Marco Della Pietra, che sarà della partita per Palazzo Ferrofini, sa bene che correre senza allenamento è dura. Di qui l'appello ai vertici nazionali, fare presto per decidere. Ho sentito parlare di settembre, ma tanto anche se si arriva dopo, in realtà capite bene che se si dovesse arrivare a settembre poi si hanno 2 mesi puliti per fare campagna elettorale. Una campagna elettorale per le elezioni regionali costa molto, ha ragione l'onorevole Coin, ma soprattutto costa molto anche in termini di energie. Devono avere comunque il tempo di poter farsi una campagna elettorale, di poter andare a proporsi ai cittadini con la loro faccia, le loro idee, la loro credibilità e chiedere ai cittadini che li votino per fare determinate cose. Cioè questa è alla fine la politica. Un bel rebus il centrodestra in Veneto. Il compianto Giancarlo Gentilini, che avrebbe compiuto 96 anni in questi giorni, non avrebbe mancato di dire la sua. Sicuramente non sarebbe stato in silenzio, non sarebbe stato in silenzio, sarebbe stato rumoroso come sempre e come sempre sarebbe stato un grande interprete di quel pensiero e che in quanto pensiero silenzioso dei cittadini. In questa fase ci manca perché sicuramente si sarebbe fatto sentire in maniera fragorosa, in maniera anche destabilizzante, magari facendosi arrabbiare come succedeva spesso, però facendo sempre riflettere. E poi dalla Regione ci si attende anche interventi a sostegno della sanità sempre più in difficoltà. L'Ordine dei Medici del Veneto ha fortemente criticato il provvedimento annunciato da Azienda Zero, quello di assumere medici stranieri con titolo di studio non riconosciuto dall'ordinamento italiano per far fronte alla carenza di camici bianchi. L'annuncio che la Regione Veneto vuole assumere medici provenienti da ordinamenti stranieri e con titolo non ancora riconosciuto in quello italiano, derogando così alle norme nazionali, si scontra con la preoccupazione dell'Ordine dei Medici di tutto il Veneto, che hanno scritto una lettera alla Regione esprimendo dubbi e perplessità sul fatto che si verrebbero a creare 2 ordini di medici. Questi medici andrebbero a lavorare senza i requisiti minimi e necessari per poter avere delle credenziali, per poter certificare
quelle che sono le varie problematiche del paziente. Ricordo che la certificazione è un obbligo medico, è un obbligo deontologico ed è un diritto del cittadino. Non poter certificare poi scaricherebbe sui medici del territorio questa incombenza, creando per loro un surplus di lavoro. La maggior parte dei medici di famiglia sta sopra i 1.800-2.000 pazienti, quindi dover sopportare anche questo carico di lavoro. Quindi non vorremmo che questo tipo di risoluzione fosse peggiore del problema stesso. Molto critico anche l'Ordine dei Medici di Padova. Questa era una norma che poteva avere un senso nell'emergenza del Covid, dove ovviamente era difficile circolare, fare esami eccetera, però in questo momento per noi non ha molto senso che sia stata prorogata, quindi abbiamo chiesto a tutte le massime autorità di prevedere un'abrogazione di questa norma. Dal 31 luglio inoltre la sanità pubblica non può più ricorrere all'uso delle cooperative, ma dall'Ordine dei Medici alla Regione è arrivata comunque la proposta di una commissione di controllo. Noi abbiamo consigliato come Ordine dei Medici alla Regione di effettuare semmai un ragionamento collegiale di riconoscimento dei titoli, perché non dico che questi professionisti siano tutti da scartare, ma deve essere valutata la loro capacità, la loro preparazione perché vengano inseriti e a quel punto anche iscritti all'Ordine dei Medici. Ma come si è arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto per un problema di visione politica decennale, ventennale, che era già stata preannunciata sia dagli ordini che dai sindacati, che prevedeva una carenza di medici nel giro di qualche anno. E la politica a quel tempo non ha ascoltato questi gridi d'allarme e quindi siamo arrivati a questo momento di carenza di medici stessi. Abbiamo parlato poco fa di Venezia e del traffico nautico con l'ennesimo incidente che c'è stato. Venezia che fa i conti naturalmente nella stagione estiva anche con i dati turistici. C'è stato un crollo degli affitti da questo punto di vista e si torna a parlare del contributo d'accesso a 100 euro, proposta che aveva già fatto discutere a luglio e che è stata rilanciata da ABAV, l'associazione dei gestori di affitti turistici. Non solo gli alberghi veneziani hanno perso clienti. Tra le affittanze turistiche si registra un calo del 20% in laguna e del 30% in terraferma e questo nonostante dal 2023 ce ne siano 1.000 in meno. Dal 2025 inoltre ne sono state aperte alcune che al momento rimangono senza ospiti, aperte solo per paura dell'arrivo di una legislazione penalizzante. A dirlo è Ondina Giacomin, presidente di ABAV, l'associazione che riunisce gestori di locazioni brevi e bed and breakfast. Le storture del turismo di massa a Venezia, sono provocate dalle ondate di visitatori giornalieri che il contributo d'accesso, così come ora, non può certo contenere. Io sono la sostenitrice da 3 anni a questa parte, sono stata derisa anche da qualche assessore, perché per me il contributo d'ingresso deve essere 100 euro a persona. Adesso già qualcun altro sta adottando questo modo di pensare, perché noi dobbiamo portare un turista a Venezia che stia una giornata, cioè che venga a godersi a Venezia. Il turista che sta 2 ore, 3 ore, forse non è il turista che va bene alla città. Per Giacomini il contributo più caro potrebbe e dovrebbe essere giustificato con l'accesso a determinati servizi, come il trasporto pubblico locale e l'ingresso ad alcuni musei. Per ABAV poi il provvedimento è applicato dal Comune unicamente nei fine settimana e appena fino alle 4 del pomeriggio per un motivo preciso. Ai ristoranti, ai bar, alle bancarelle, a quei negozi che vendono della bigiotteria da 2 o 3 euro, il turismo di massa è il turismo che gli fa più comodo. Non è certo quello che è il turista che desideriamo noi. Il calo di presenze, secondo Giacomini, è provocato da un insieme di fattori negativi, dalla narrazione di una città invasa dai borseggiatori al giubileo e all'elezione di un papa americano che hanno deviato su Roma parte dei flussi, oltre che da una situazione internazionale precaria. È causato da la guerra in Russia che si sta protraendo ormai da anni, quella in Israele che comunque era un mercato per noi molto importante. Non scordiamoci il dazi di Trump, perché voglio dire le borse americane hanno subito dei danni molto importanti e si sono bruciati miliardi di risparmiatori americani.
Allora, questo è il punto della situazione. Noi adesso ci spostiamo a Feltre, alleggeriamo perché ieri per Feltre è stata una giornata molto importante. Vi abbiamo trasmesso anche con le nostre reti Media Nord-Est in diretta il Palio di Feltre, manifestazione che caratterizza l'agosto della città bellunese. Allora, per noi sul posto ci sono Fabio Fioravanti e Simone Merlo con un ospite che è il presidente dell'ente Palio che ci traccerà un primo bilancio. Fabio, buongiorno a te. Grazie per la linea con il collega Merlo che inquadra lo stendardo di Portoria da Pra del Moro, casa il Palio di Feltre. Vi raccontiamo il giorno dopo una manifestazione che ha visto una grande partecipazione di pubblico. Lo facciamo con il presidente del Palio, un palio che quest'anno ha visto interrompersi il dominio di Duomo. Sì, dopo 4 pali consecutivi vinti dal quartiere Duomo, quest'anno la vittoria è stata appannaggio del quartiere Portoria, nonostante una grande suspense. Davvero tanti sono stati i capovolgimenti di fronte nei 2 giorni di gare. Perché ricordiamo, per chi non conosce il Palio, che la chiusura è la gara dei cavalli, ma c'è prima la corsa nella città storica, c'è la gara degli arcieri in Piazza Maggiore e poi qui in Pra del Moro c'è il tiro alla fune, quindi c'è una classifica che si evolve e che tra l'altro non è stata stabile e non ha visto Portoria in testa dall'inizio. Esatto, è una classifica che si forma man mano sommando i punti delle diverse gare. All'inizio dell'ultima gara era in testa il quartiere Santo Stefano, poi alla fine della gara dei cavalli c'è stata una situazione particolare che non si era mai verificata nella storia del Palio, cioè 3 quartieri a pari merito al primo posto. Decisivo è stato il miglior risultato alla gara dei cavalli e quindi il quartiere Portoria dopo 8 anni ha potuto riportare a casa il drappo del Palio. Adesso poverino resta Santo Stefano che è un po' in crisi. Santo Stefano sta negli ultimi anni davvero proponendo gare di qualità, purtroppo dal 2016 non riesce a portare a casa il drappo, però vedo un quartiere comunque in salute perché arrivare all'ultima gara, alla fine dell'ultima gara al primo posto a pari merito significa che il quartiere sta lavorando bene. Grande novità di questo 2025, una cosa che non so dove altro in Veneto si sia vista, magari mi sbaglio, i carabinieri a cavallo, con la carica che è un po' un simbolo delle nostre forze armate, un po' come le frecce tricolori, vorrei dire. Sì, la carica di Pastrengo è davvero rappresentativa e viene richiesta a rappresentare le forze armate e la Repubblica negli eventi più importanti non solo in Italia ma anche all'estero. Pensiamo per esempio al giubileo del regno della regina Elisabetta II. Averli avuti a Feltre in 14 che hanno reso prima gli onori alla città e poi hanno effettuato la carica di Pastrengo è stato per noi motivo d'orgoglio e ringraziamo ancora una volta l'Arma. E se non ricordo male il grido finale è proprio Pastrengo. Quando lo hanno urlato, qual è stata l'emozione? È proprio Pastrengo, quello viene urlato con le sciabole sguainate, è stata una grande emozione che ha coinvolto non solo noi che da la fine dell'anno scorso lavoravamo per raggiungere questo obiettivo, ma davvero tutte le persone, le diverse migliaia di persone che erano ieri a Pra del Moro. Altra cosa, io lo dicevo all'inizio, forse questo è l'unico giorno in cui non state già preparando un palio, in realtà il palio 2026, da quando cominciate a mettervi attorno a un tavolo e ragionarci? Beh, adesso abbiamo gli ultimi strascichi del palio 2025 a inizio settembre. Domani? Sì, davvero a brevissimo termine ci si inizierà a incontrare, a vedere cosa migliorare perché è anche un processo di continuo miglioramento e su quali possono essere le linee guida del palio 2026. È più la fatica o la soddisfazione? È davvero una soddisfazione. Oggi vince la soddisfazione anche se siamo tutti molto affaticati perché siamo arrivati a un palio in cui anche le condizioni meteo non ci hanno sempre aiutato, anche sulla preparazione della pista, però essere riusciti a mettere in campo una manifestazione di altissimo livello, apprezzata e seguita dal vivo e tramite la diretta televisiva è un motivo d'orgoglio, quindi oggi vince davvero una grande soddisfazione. Poi ricordiamo, abbiamo detto, le gare della domenica con la città storica chiusa,
quelle del sabato sera, quelle della domenica, tantissimi volontari, un numero e un ringraziamento credo che vada per tutti. Sì, più di 1000 i volontari che tra l'associazione Palio, i 4 quartieri e il gruppo Sbandieratori si adoperano tutto l'anno per arrivare a questi 2 giorni che io dico sempre è la ciliegina sulla torta di un percorso che dura un anno. Quindi davvero un grazie a nome dell'associazione Palio, ma credo davvero di tutta la città, delle istituzioni ma anche della comunità, perché il Palio è qualcosa che arricchisce Feltre non solo durante i giorni del Palio, durante tutto l'anno, ed si basa su un motore ineludibile che è quello del volontariato. Allora, grazie al Presidente del Palio, raccontato come abbiamo detto, come è arrivato lui, dalle reti media nord-est in diretta, probabilmente sarà così anche l'anno prossimo. Grazie per la linea, che ritorniamo allo studio. Grazie per questo collegamento. Viva il Palio di Feltre, allora davvero un grande spettacolo. Andiamo velocemente in collegamento da remoto. Eccolo qua, Armando Sartori, buongiorno, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, ben trovato. Buongiorno a tutti. Senta Presidente, non abbiamo molti minuti ma cerchiamo di sintetizzare il tema. Voi avete lanciato un allarme sui prestiti alle piccole imprese trevigiane che sono di fatto dimezzati in 12 anni e questo è evidentemente un cattivo segnale per la salute delle piccole e medie imprese di casa nostra, è così? Sì, sono oltremodo che dimezzati negli ultimi 10 anni, siamo al 65% in meno, questo la dice lunga sulle difficoltà di accesso al credito che hanno le microimprese. I motivi sono i più disparati, alcuni si capiscono, alcuni proprio non li troviamo, sostanzialmente non siamo in linea con i ragionamenti che in qualche maniera ci escludono dal mondo del credito. Dico solo 2 numeri. Il tasso anno effettivo, la differenza del tasso anno effettivo tra la microimpresa e le grandi industrie è per la microimpresa un tasso dell'8,35% contro per le grandi industrie il 5,33%. Quindi il ragionamento che facciamo è questo, ma siamo così sicuri che fanno più danni i piccoli imprenditori piuttosto che la grande impresa? Io non ne sono assolutamente convinto. Certamente. Allora senta, come si può uscire da questa situazione dal vostro punto di vista? Perché i numeri indicano purtroppo una strada che si è imboccata. Sì, una strada che si è imboccata purtroppo da tempo. Ci si chiede sempre più spesso se al sistema paese interessa la salvaguardia della piccola impresa. Io mi auguro proprio di sì, visto quello che abbiamo significato per tanti anni, quello che è stata la piccola impresa per il sistema Italia e in particolare per il nord-est e in particolare ancora per il sistema Veneto. Cosa si può fare? Bisogna fare delle politiche, mirate alla piccola impresa quando si parla di credito, quindi del consorzio di garanzia, quindi un ulteriore passo avanti nell'aggregazione dei confidi e quindi anche delle normative a livello europeo che tengono conto delle particolarità, delle necessità delle piccole imprese di accedere al credito in maniera veloce e a prezzi che si possono sostenere. Ecco, quindi accesso ai bandi attraverso Cofidi può essere la prima strada, è corretto, ma poi lei giustamente diceva la politica deve fare la sua parte con una serie di interventi, di indirizzi che deve dare e poi anche le banche probabilmente? Sì, le banche, però adesso qui non è che io voglia giustificarle, però purtroppo il rapporto che c'era con il mondo bancario della piccola impresa, quello che si è conosciuto negli anni 70, 80, 90, è andato in qualche maniera, perdonatemi il termine, a farsi benedire perché bisogna sottostare a quelle che sono le
gli indirizzi europei, mi riferisco a Basilea e a tutte quelle regolamentazioni che regolano poi il mondo del credito. La piccola impresa fatica a rispondere ai requisiti che le vengono richiesti. Ecco perché riteniamo che se la vogliamo salvaguardare bisogna tenere conto delle difficoltà che il piccolo ha. Se mi permette vado oltre, faccio un appello anche. Mi permetto di ricordare che generalmente il piccolo imprenditore ha superato i momenti di crisi attingendo al patrimonio personale, al patrimonio familiare. E l'appello che faccio è di fare molta attenzione a questa pratica molto diffusa tra i microimprenditori, perché abbiamo contezza di situazioni che poi hanno messo seriamente in crisi non solo l'impresa stessa, ma purtroppo la tenuta della famiglia. Abbiamo situazioni in cui nel tentativo di andare avanti a tutti i costi, perché questo è l'humus in cui vive il piccolo imprenditore, nel tentativo di rischiare anche il patrimonio familiare, poi si vanno a fare danni che magari vanno a inficiare addirittura il futuro delle generazioni successive. Attenzione a questa cosa qua, perché potrebbe essere il dramma nel dramma, mi raccomando. Ci vuole massima cautela. Grazie allora Presidente, grazie ad Armando Sartori, Presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, per questo spaccato che ci ha dato, e speriamo che gli appelli naturalmente delle associazioni di categoria vengano raccolti. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Presidente. Allora, velocemente in pubblicità, poi avremo un altro contributo che arriva da Bassano del Grappa. In diretta col nostro Focus TG. Allora andiamo a Marostica velocemente, perché ci sono state le dimissioni in blocco del comitato della biblioteca di Marostica dopo la censura da parte della giunta del Cineforum che era stato proposto. Sentiamo. Sta facendo discutere la questione del Cineforum cancellato dalla giunta di Marostica, proposto dal comitato della biblioteca civica, che si sarebbe dovuto svolgere proprio nel giardino interno della biblioteca, qui in pieno centro della città murata. Un Cineforum che appunto proponeva alcuni titoli che avevano lo scopo poi di creare un dibattito, quindi far discutere le persone che avrebbero partecipato, titoli tipo Noaderland di Basil Adra e Yuval Abraham, che è un documentario che parla della situazione in cui versano le popolazioni in Cisgiordania, o in alternativa un titolo come La notte di Michelangelo Antonioni, film conosciutissimo, ancora The Mood of Love di Wong Kar-wai, che è un capolavoro del cinema asiatico. Insomma, tematiche che avrebbero fatto discutere le persone che si sarebbero recate appunto a vedere questi film, che però non sono piaciuti come titoli alla giunta. È arrivata, secondo anche una mail che hanno inviato i membri del comitato alla nostra redazione, è arrivata una risposta direttamente dalla giunta, una risposta lapidaria in cui si dice che la giunta non ha approvato la proposta della rassegna cinematografica e non ritiene dare corso all'iniziativa, tanto che tutto il comitato, o gran parte del comitato, insomma, ha deciso di rassegnare le dimissioni, a cominciare dalla presidente Laura Dinale, che tra l'altro era stata nominata proprio dal sindaco Matteo Mozzo. Il comitato dimissionario parla di un attacco, una strumentalizzazione politica da parte della giunta, quando in realtà appunto ricorda la presidente Dinale, loro volevano semplicemente creare l'occasione di un dibattito, creare l'occasione di una discussione con questo Cineforum, con titoli importanti, titoli che appunto vanno a toccare tematiche legate ai diritti, al rispetto dei diritti, alle situazioni drammatiche in cui versano determinate
popolazioni. Creare un dialogo, creare comunità, creare pensiero costruttivo soprattutto era lo scopo di questo Cineforum. Adesso cercheremo di capire assieme anche al sindaco Matteo Mozzo, ma cercheremo di capire assieme anche ai membri del comitato che hanno deciso di rassegnare le dimissioni qual è lo sviluppo di questa situazione, soprattutto perché la Giunta ha deciso di cancellare o, come hanno detto appunto i membri del comitato, censurare i titoli proposti in questo Cineforum. Grazie allora per questa testimonianza, questo racconto di quello che capita a Marostica dalla nostra Vanessa Banzato con Renzo Rigon. Allora noi chiudiamo qui perché il tempo è finito. Grazie di nuovo a Mattia Pizzaia e Francesca Pezzo in regia. Appuntamento ai telegiornali di questa sera in cui vi daremo naturalmente conto dei fatti di cronaca accaduti in questa giornata. Grazie ancora e buon proseguimento.